La 14enne colpita da infarto mentre si trovava a scuola a Padova non ce l'ha fatta, avviato l'iter per dichiarare la morte cerebrale. 150 adesioni alla lettera aperta a difesa dei sacerdoti accusati di abusi. La nostra esperienza è stata quella di un ambiente sereno e educativo. Momenti di paura a Baricetta di Adria, un bus di linea ha preso fuoco, l'autista si è fermato e ha fatto scendere tutti gli occupanti del mezzo. Maxi sequestro della Guardia di Finanza da oltre 300.000 euro nei confronti di un imprenditore bellunese accusato di essersi impossessato del patrimonio della sorella interdetta. Nessuna notizia di Charles, 17 anni, scomparso da Orsago una settimana fa. Il sindaco lancia un appello, la comunità in apprensione, pronti ad accoglierlo. In preda alla disperazione per essersi giocato una somma di denaro consistente, un mestrino ha finto un rapimento, è stato denunciato. Gli attori britannici Emma Thompson, 2 volte premio Oscar, e il marito Greg Wise oggi sono diventati ufficialmente cittadini di Venezia. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano, lo avete sentito anche dai titoli, la cronaca, perché purtroppo non ci sono più speranze per la 14enne colpita da infarto mentre si trovava a scuola a Padova. Per la ragazzina è stato avviato l'iter per dichiararne la morte cerebrale. È stata dichiarata intorno alle 8 del mattino la morte cerebrale della studentessa 14enne che 2 giorni fa era stata colpita da un infarto mentre si trovava in classe nel liceo di scienze sociali Duca d'Aosta a Padova. La giovane, che si era accasciata sul banco durante la prima ora di lezione, era stata ricoverata presso l'unità di cura intensiva coronarica dell'azienda ospedaliera diretta dalla dottoressa Luisa Cacciavillani. Dopo aver lottato per 2 giorni tra la vita e la morte, purtroppo è stato avviato l'iter per confermare la morte cerebrale della giovane. Adescavano e violentavano giovani babysitter, sono stati condannati questa mattina per sequestro di persona, violenza sessuale con l'aggravante delle sevizie, marito e moglie. La coppia tirava con annunci di lavoro le giovani, poi scattava la trappola. Le ragazze hanno denunciato di aver subito una notte da incubo, adescate con l'inganno in zone isolate, fuori città, violentate e filmate con la minaccia di pubblicare i video su internet. Il tutto è accaduto nel Veronese. Il pubblico ministero Valeria Ardito aveva chiesto 18 anni di reclusione per l'uomo e 12 anni per la donna. I 2 imputati avevano scelto il rito abbreviato. Per ognuna delle 3 giovani si erano costituite parte civile assistite dagli avvocati Lugo Boni e Avanzi. È stato riconosciuto un risarcimento di 15.000 euro. L'uomo è stato condannato ad 11 anni, la moglie a 6 anni e 8 mesi di carcere. Ci spostiamo nel Rodigino che si sono vissuti momenti di paura a Baricetta di Adria. Un bus di linea ha preso fuoco, l'autista si è fermato e ha fatto scendere tutti gli occupanti del mezzo. È accaduto intorno alle 15. L'autista dell'autobus si è accorto del malfunzionamento del mezzo e del fumo che usciva dal motore. Prontamente si è fermato e lo ha spento. Ha fatto appunto scendere per tempo tutti i passeggeri che sono ovviamente illesi e che non hanno corso nessun pericolo proprio per la prontezza dell'autista. Ad andare a fuoco sarebbe stata la turbina del motore. E adesso dal Rodicino invece nella Marca Trevigiana, perché non si hanno ancora notizie del giovane 17enne scomparso da Orsago una settimana fa. Nessuna telefonata a casa e il sindaco lancia un appello. La comunità è in apprensione, siamo pronti, dice, ad accoglierlo. Non vuole dire niente perché non c'è voglia di parlare in questa casa di Via Palli in centro a Orsago, dove la compagna del padre di Charles si trova con i figli più piccoli. Fuori microfono la donna conferma che sono ore di attesa, che il telefono continua a non squillare, che si aspettano segnali dai carabinieri. Charles, 17 anni, è scomparso nel nulla giovedì scorso. Forse il treno che da Conegliano, dove studia, lo portava a Orsago ha preso altre direzioni. Charles aveva raggiunto dal Camerun il padre Joseph 8 mesi fa, una nuova famiglia, una nuova comunità, un'integrazione
conclusione forse difficile, l'ipotesi resta quella di una fuga volontaria. Considerando il fatto che anche questo ragazzo non è da tantissimo tempo che è qui in Italia e quindi magari non ha dei punti di riferimento e quindi questo preoccupa ancora di più. Lo stesso comune attraverso la polizia locale sta collaborando con i carabinieri, mentre il sindaco parla di una famiglia integrata, discreta ma conosciuta e di una comunità in apprensione. Noi siamo un piccolo paese, quindi è come che fosse una grande famiglia. Ci dispiace tantissimo che questo ragazzo sia scomparso, fa parte di una famiglia ben integrata nel nostro paese e quindi speriamo proprio che si possa risolvere nel miglior modo possibile. Da qui il messaggio a Charles, quello di non sentirsi solo. Ha una famiglia qui ad Orsago che lo aspetta, ma soprattutto anche un paese che lo aspetta, questo sicuramente. Restiamo nel Trevigiano con i presunti abusi in seminario. Al fianco dei due parroci accusati si schierano con una lettera aperta decine di sacerdoti ed ex seminaristi che raccontano la loro esperienza e parlano di un ambiente sereno ed educativo. 150 firme di sacerdoti ma anche di laici e le adesioni continuano ad aumentare. Sono quelle in calce alla lettera aperta con cui decine di allievi passati per il seminario di Treviso nella stessa epoca a cui risalirebbero gli abusi denunciati da Gianbruno Cecchin difendono i due sacerdoti chiamati in causa, Don Livio Buso e Don Paolo Carnio, raccontando la loro diretta esperienza. Noi abbiamo desiderato esprimere la nostra esperienza, che abbiamo fatto in seminario, che è un'esperienza di famiglia, di un ambiente molto sereno, libero, un ambiente educativo, certo, ma con libertà proprio. Don Giovanni Giuffrida, parroco del Sacro Cuore di Treviso, è primo firmatario della lettera aperta. Ci pare un po' inspiegabile, la situazione. Poi ci affidiamo naturalmente agli enti preposti per fare le verifiche e la diocesi sta facendo anche lei il suo percorso, quindi per noi rimane tanto dolore, è un'esperienza difficile, però inspiegabile, questo sì. Lettera che viene pubblicata integralmente dal settimanale diocesano La Vita del Popolo e di cui si viene a sapere nel giorno in cui Cecchin, attraverso il suo avvocato, ha depositato il suo esposto in procura a Padova. Qual è il vostro auspicio per così il proseguo e l'epilogo di questa vicenda? Ma si possa risolvere quanto prima, innanzitutto, e che si possa, mettere in luce la verità anche delle nostre istituzioni diocesane, che sono istituzioni di lunga tradizione e che hanno portato tanto bene alla nostra Chiesa. E adesso il maxi sequestro da oltre 300.000 euro della Guardia di Finanza di Belluno nei confronti di un imprenditore bellunese accusato di peculato per essersi impossessato del patrimonio della sorella interdetta. Nei guai anche la figlia avvocato. Anziché proteggere la sorella interdetta e fare il suo interesse, le avrebbe sottratto nel tempo centinaia di migliaia di euro. Questa è l'accusa mossa nei confronti di un imprenditore bellunese al quale il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza del Comando Provinciale ha notificato l'avviso di conclusioni indagini preliminari a suo carico. L'uomo avrebbe sfruttato l'incarico di tutore giudiziale per impossessarsi di 303.000 euro, somma che adesso gli è stata congelata con quello che in gergo si chiama sequestro per equivalente. A disporlo il GIP di Belluno su richiesta della procura, ma c'è di più. Il tutore si sarebbe avvalso anche della cooperazione di sua figlia, avvocato e protutore, per accedere alla cancelleria del tribunale. Tra gli episodi contestati spicca il mancato versamento alla sorella interdetta della quota di eredità legittima alla morte del padre e la vendita nel 2016 della villa di famiglia. La complessa attività investigativa si è sviluppata attraverso l'analisi di documenti, informazioni testimoniali, la ricostruzione del patrimonio economico-finanziario della donna interdetta, nonché i rapporti bancari degli indagati. Per l'imprenditore si aprono le porte del Tribunale di Belluno, mentre il maxi sequestro preventivo da 303.000 euro potrebbe tramutarsi in confisca.
E adesso il crack Compiano. È entrato nel vivo oggi il processo, assente in aula l'unico imputato, l'ex patron. Ascoltati i primi testi con l'ex curatore fallimentare che ha ripercorso le storie e i segreti del famoso Cavò di Silea. Crack Compiano, entra nel vivo il processo dell'unico imputato, l'ex patron Luigi Compiano, assente in aula. Processo che a 7 anni di distanza dai fatti contestati ha rischiato anche nelle scorse ore di essere ridiscusso, ovvero di tornare all'udienza preliminare per una contestazione puramente tecnica della difesa con l'avvocato Piero Barolo. Questione legata cioè alla derubricazione del capo di imputazione a carico dello stesso Compiano e riferita all'appropriazione indebita piuttosto che alla bancarotta fraudolenta. Cose tecniche appunto, ma alle 12:23, dopo 2 ore di discussione della Corte, rigettata la richiesta di eccezione, ovvero sciolta la matassa, e riaperto il dibattimento, finalmente ascoltati i primi testi. Si comincia con l'ex curatore fallimentare, il commercialista trevigiano Sante Casonato. È un fiume in piena. Al PM Massimo De Bortoli racconta del famoso Cavò di Silea, dove confluivano tutti i soldi della NES e delle sue consorelle. Di quella volta che ci sarebbero voluti 10 tir per portare a destinazione ben 9 milioni di euro, tutti monete metalliche, ma poi si scelse la praticità della conversione in moneta digitale. I soldi venivano contati fisicamente dal reparto trattamento valori, dice. Qui per la conta delle monete si utilizzava un imbuto gigantesco con una macchina che le contava e uscite dalla conta venivano automaticamente blisterate e messe su dei bancali per essere consegnate. Dice ancora: storie davvero incredibili come quella del buco di oltre 30 milioni spariti chissà dove tra il lusso di macchine d'epoca e di chi tra i grossi creditori è stato più abile del tempo. Storie e segreti che tanto ricordano il più famoso deposito a fumetti di Paperopoli della Disney, con zio Paperone che nuotava nell'oro delle sue stesse monete, della serie Quando la realtà supera la fantasia. In preda alla disperazione per essersi giocato una consistente somma di denaro, un mestrino ha finto un rapimento e adesso è stato denunciato. Un operaio 39enne di Mestre ha sperperato al gioco parte dei 7.000 euro che servivano come caparra per acquistare un negozio, per poi raccontare ai figli di essere rimasto vittima di un rapimento. Messo alle strette, alla fine ha confessato la verità ai carabinieri ed è stato denunciato per simulazione di reato. I figli infatti si erano rivolti ai militari raccontando che il padre doveva andare dal commercialista a versare la somma per il primo atto di acquisto di un nuovo negozio a Venezia, ma che poi era sparito. Hanno aggiunto che la sera prima il papà li aveva chiamati dicendo di essere prigioniero di alcune persone, di avere pochi minuti per parlare, di non contattarlo e soprattutto di non denunciare la cosa. I carabinieri insospettiti hanno cercato di localizzare il telefono del 39enne, scoprendo che le cellule l'avevano agganciato nei pressi delle stazioni ferroviarie di Verona, Milano e Firenze. Nel frattempo l'uomo è rientrato, dopo 24 ore d'assenza, raccontando la stessa versione ai carabinieri, ma alla fine ha dovuto confessare l'amara realtà. E adesso la politica verso le regionali in Veneto. Io incontrerò Arturo Lorenzoni, non avrà l'appoggio dei 5 Stelle che per noi è un limite assoluto, quindi dal nostro punto di vista la nostra valutazione sarà solo di merito. Lo ha affermato questa mattina Carlo Calenda intervenendo ad una trasmissione radiofonica a proposito del candidato presidente indicato dal PD per le prossime elezioni regionali in Veneto. Bisogna capire, ha continuato Calenda, che sarà proprio in Veneto domani e sabato, qual è il programma di Arturo Lorenzoni, che cosa vuole fare e faremo questa valutazione, liberi di decidere sulla base della qualità del candidato. Vedremo se i temi, i programmi e le idee di Lorenzoni piacciono anche ai miei uomini sul territorio veneto. Non è che Azione sia una dittatura, lo decidiamo assieme, faremo, conclude Calenda, una valutazione molto trasparente e poi decideremo. E giornata attesa ieri per quanto riguarda il Mose, poi in serata il commissario ha annunciato fondi per le imprese. L'ultimatum dato a fine gennaio dalle imprese non pagate dal Consorzio Venezia Nuova per i lavori del Mose sembra aver funzionato. Dopo una giornata ad alta tensione, mercoledì sera è arrivata una nota del commissario straordinario Elisabetta Spitz che ha assicurato l'arrivo dei fondi.
58 milioni che il provveditorato alle opere pubbliche girerà al consorzio che a sua volta, precisa la nota, destinerà alle imprese. L'ufficialità però deve ancora arrivare ai diretti interessati. Il provvedimento consente di attivare immediatamente fondi già disponibili all'utilizzo diretto da parte del consorzio. Spizzi, in un incontro con l'amministratore straordinario, ha ottenuto precise rassicurazioni sull'impegno a destinare queste risorse alle imprese che sono in attesa di essere pagate e conseguentemente a evitare che i lavori vengano interrotti. Al momento nelle casse del Consorzio Venezia Nuova, che ha spese fisse per una ventina di milioni all'anno, c'è solo 1 milione, mentre i debiti si aggirano intorno ai 90. Ecco perché le imprese avevano deciso di scrivere immediatamente a provveditore, commissario, governo per confermare il blocco dei lavori. Intanto proseguono i test funzionali di sollevamento delle barriere del Mose. L'ultimo 2 notti fa ha visto il sollevamento di tutte le 19 paratoie della schiera La Bocca di Porto di Malamocco, che ha dato esito positivo. Parliamo adesso di coronavirus, tra prevenzione e psicosi. Abbiamo fatto il punto della situazione. Coronavirus. Oggi il tasso di letalità è del 2,5%, 25 volte più alto della normale influenza, che però nel nostro paese è un pericolo molto più concreto, perché ogni anno contagia circa il 9% della popolazione, causando fino a 400 morti, di cui la metà per polmonite virale. Eppure tutti gli occhi sono puntati sul coronavirus, che in Veneto significa psicosi, paura, ma anche prevenzione. Sempre meglio rispettare le regole base, come lavarsi le mani, non portare le mani alla bocca o verso gli occhi. Ecco, è una cosa fondamentale la prevenzione. Cina Vicenza, filo diretto con l'epidemia che spaventa il mondo. Le mascherine vanno a ruba. Abbiamo venduto circa 100.000 pezzi di mascherine a 3 veli, anche se le richieste erano molto di più. Le mascherine con maggior potere filtrante sono ormai terminate e i fornitori non ci assicurano più una data di consegna. Prezzi alle stelle per le mascherine antivirus. Da gennaio ad oggi, in meno di 2 mesi, il costo è addirittura triplicato. Il costo all'inizio, prima del coronavirus, era di circa 8 euro la confezione per 50 mascherine, ora ci aggiriamo attorno a 25 euro per una scatola da 50 pezzi. Nel Vicentino la corsa alle mascherine ha coinvolto cittadini, professionisti, stranieri, ma anche diverse aziende. Abbiamo avuto dei privati che magari partivano per un viaggio, abbiamo avuto delle hostess, aziende che lavorano con la Cina e anche molti cinesi che hanno voluto inviare in patria le mascherine, anche se i corrieri attualmente stanno contingentando le spedizioni verso la Cina, quindi fanno fatica a spedirle ai loro familiari. Mascherine tante, tantissime, ma le aziende che vendono prodotti sanitari hanno avuto anche molte altre richieste. Abbiamo avuto molte richieste anche di gel lavamani, perché il coronavirus si trasmette anche attraverso il contatto con le mani, e anche di camici sterili o camici protettivi proprio per chi poi entrerà a contatto con le persone infette. Coronavirus, emergenza sanitaria, sociale, economica. Oggi la linea tra prevenzione e psicosi è sempre più sottile. In Veneto il coronavirus non è arrivato, la paura sì. Un contagio più veloce dell'epidemia. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. A volte non essere ligi alle regole può costare caro. Sentite che cosa è successo ad un ragazzino di 13 anni nel Vicentino. Non raccogliere le deiezioni dei propri cani è costata una brutta avventura per un 13enne residente a Vicenza. Il ragazzino è stato rincorso da un 70enne che senza colpo ferire gli ha spiccicato in faccia proprio i bisogni abbandonati a terra dei 2 cagnolini. Il ragazzino, uscito per portare a spasso i 2 cani di famiglia in via Pizzocaro, probabilmente si è dimenticato i sacchetti e colpevolmente ha lasciato a terra i bisogni degli animali. La cosa non è passata inosservata all'anziano che forse, pensiamo noi, essendo uso a scene del genere, questa volta ha reagito in malo modo. La reazione sicuramente esagerata ha scatenato le ire della madre del 13enne che ha presentato denuncia ai carabinieri, che ora si metteranno sulle tracce del 70enne intransigente.
Adesso andiamo a Venezia con una grande sorpresa questa mattina negli uffici dell'anagrafe di Mestre. Gli attori britannici, eccoli, li vedete nel video, Emma Thompson, 2 volte premio Oscar, e il marito Greg Wise hanno completato le pratiche per ottenere la residenza nel comune di Venezia. Un momento emozionante per entrambi, che hanno espresso tutta la loro felicità per essere diventati ufficialmente cittadini di Venezia. Ad accoglierli l'assessore alla coesione sociale Simone Venturini, che ha consegnato loro una statuetta del Leone di San Marco, simbolo della città. Siamo veramente felici e orgogliosi di avere come nostri concittadini Emma Thompson e Greg Wise, ha commentato l'assessore, per quello che rappresentano e per l'amore che dimostrano per Venezia. Thompson ha affermato che essere diventata cittadina residente di Venezia rappresenta la realizzazione di un sogno che custodiva da anni. E restiamo a Venezia con la kermesse del Carnevale che arriva ai giorni grassi. Nel pomeriggio in piazza San Marco lo spettacolo scenografico del taglio della testa del toro con i maschereri, la premiazione delle maschere più belle. E domani pomeriggi carri allegorici al Lido, e l'attesa è tutta per il volo dell'Aquila di domenica di Christian Ghedina. La festa del toro di oggi pomeriggio alle 15 in piazza San Marco è stato l'evento clou del giovedì, con il quale il Carnevale di Venezia 2020 entra nei giorni grassi della festa. Tanta gente, bellissime maschere, stanno invadendo pacificamente la città e si stanno facendo ammirare e fotografare da migliaia di persone. Gioco, amore e follia, le 3 parole chiave del programma, stanno rispettando in pieno le attese. Tra gli appuntamenti della giornata, sul grande palco allestito in piazza San Marco, anche la premiazione delle maschere e dei costumi più belli. Per il Carnevale decentrato, intanto, ieri pomeriggio la sfilata dei carri allegorici è arrivata per la prima volta a Pellestrina e domani, sempre nel pomeriggio, il corteo sbarcherà in Gran Viale al Lido. Dal Carnevale di Venezia arriva poi anche un sostegno alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Lo scorso anno era toccato alla pattinatrice Arianna Fontana sostenere la candidatura olimpica. Quest'anno, che il sogno è diventato realtà, sarà lo sciatore Christian Ghedina il grande testimonial dell'evento, che domenica mattina si calerà dal campanile di San Marco per il volo dell'Aquila. Giovedì, come sempre, prima serata alle 21:15 torna la Zanzega. Allora vediamo dove questa sera ci porteranno Ivo Gallo e Lele Marcassa. Ivo Gallo di nuovo a bordo della nostra Smart elettrica. Sì, ma perché guidi sempre tu? Perché sono il conduttore, caro mio. Grazie. Ma Lele, dov'è che andiamo oggi? Città di Rovigo. Rovigo, non ci sono mai stato. È una città che pochi in effetti conoscono, ma credo potrà essere sorprendente. Non vedo l'ora. La Rovigo straordinaria, la Rovigo che non ti aspetti nella 12ª puntata della Zanzega, in onda questa sera alle 21:15 su Antenna 3. Il viaggio alla scoperta del Triveneto arriva in Polesine e il suo capoluogo svela alcuni dei suoi tesori: le torri medievali, l'Accademia dei Concordi, la Pinacoteca di Palazzo Roverella. Un punto di riferimento per la città di Rovigo, è un palazzo storico, un bene culturale molto importante, risale al 1474, quando Rovigo e il Polesine erano sotto la dominazione degli Estensi. I paesaggi, i monumenti come la rotonda della Beata Vergine del Soccorso, l'ingresso allo stadio Battaglini, il tempio nazionale del rugby. Ma a Rovigo è abbastanza semplice innamorarsi del rugby, perché tutti hanno un fratello, un cugino, un parente, un familiare, un compagno di scuola che gioca a rugby, e per cui diventa quasi abbastanza scontato provarci. Ho provato anch'io, come tanti miei amici, e poi la passione è normale che scatti, perché è uno sport meraviglioso. E ancora la musica del conservatorio, la gastronomia e lo sguardo che si apre a una provincia ricca di bellezze. Sperando che tutti abbiate il desiderio di recarvi in questa provincia straordinaria che è la provincia di Rovigo. Evviva! Evviva Rovigo e viva il Polesine, evviva! Prima della Zanzega però, puntuale 20:10, in studio questa sera Walter Rigobon, presidente Adiconsum Treviso Belluno, e Gian Michele Passerini, presidente della CIA Veneto. Ma continuando a parlare di noi, sempre più aggiornati, sempre più informati con le notizie dal territorio, il TG di Treviso di Antenna 3 si fa in 7. Dal 1° marzo andrà in onda anche la domenica.
La cronaca, la politica, gli eventi, le manifestazioni, lo sport. Vi racconteremo tutto ciò che accade nella Marca anche la domenica sera, puntuali come sempre a partire dalle 19:30. Con questa notizia termina questa edizione dei nostri telegiornali. Grazie per averci seguito, vi lascio le previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Non cambia la situazione sul nostro territorio, il tempo risulterà sempre stabile grazie alla pressione atmosferica in ulteriore rinforzo. Il dettaglio di venerdì 21 febbraio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Non sono attese piogge. Sarà possibile solamente alla mattina la formazione di qualche nebbia in pianura. Temperature minime tra -2 e 2 gradi, valori massimi invece tra 8 e 13 gradi all'incirca. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà infatti una splendida giornata all'insegna del sole prevalente. Temperature minime fino a 5 gradi, massime sui 10-11 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sarà bel tempo con cielo, vedete, al massimo velato. Temperature minime fino a -4 gradi, massime invece tra 9 e 11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.